Buon pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, il punto, il nostro approfondimento settimanale di politica, di attualità. Oggi parleremo di politica e di emergenze della politica siciliana, perché insomma cercheremo di capire cosa sta succedendo all'inizio dell'estate, insomma, per la nostra regione. Come sapete, trasporti, siccità, ancora la sanità e poi il caos delle autostrade, insomma tutti argomenti che abbiamo trovato e letto sui giornali, che sono stati oggetto della cronaca. Cercheremo di analizzarli con i nostri ospiti, tantissimi anche oggi. Poi avremo la storia di un'eccellenza della medicina, della chirurgia, il professore Goffredo Arena, un cervello di rientro che adesso è stato messo ai margini della sanità siciliana, una storia emblematica che racconta tanto della nostra regione. Poi i sondaggi, quanti ce ne sono stati questa settimana? Tantissimi, cercheremo di spiegarli anche con i diretti interessati. Avremo anche SVG, ma prima, come sempre, lo spazio dedicato alle vignette, alla satira, al nostro Totò Calì, la nostra anteprima. Ciao Totò! Buongiorno, buongiorno a tutti. Com'è? Pensavo di trovarti a maniche corte con sto caldo. Ho messo la giacca per te. Per l'occasione, si dice. Sì. Allora, sei abbronzato, un po' abbronzato. Ormai è entrata ufficialmente l'estate. È entrata l'estate. Allora, oggi bella settimana, anche questa appena trascorsa, con tante cose che sono successe, insomma, belle e brutte ovviamente. Allora, da dove cominciamo? Allora io direi di cominciare a vedere qualcosa. Proprio con una notizia così, che non ha fatto parlare nessuno. Una notizia che insomma è esclusiva, perché Brusca Libero, sappiamo chi è Brusca, no? Con il quale il boss stragista, boss di San Giuseppe Jato, è individuato come l'uomo che azionò il telecomando, che azionò l'esplosivo che fece saltare in aria il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la sua scorta. Torna a casa e qui ironicamente fa la stessa strada che ha fatto esplodere. Quindi rifà la strada, passa da davanti con la musica alto, quindi diciamo festeggia. Insomma, brutta storia questa, diciamo, perché per quanto la legge, ovviamente, la giustizia faccia il suo corso, no? Resta sempre un po' quell'amarezza, no, nei cittadini. Ho detto che in Italia ti devi preoccupare se sei innocente. Questa è una voce di popolo, insomma, che si dice spesso anche in questa occasione. Allora, passiamo dall'Italia, quindi dalla Sicilia. Dalla Sicilia abbiamo visto già la prossima vignetta. Nel puro cabaret. Tu sei ormai un esperto di politica americana, cioè proprio vabbè, questa più che politica americana direi che è veramente un teatrino di cortile, insomma. C'è Trump, che è il presidente degli Stati Uniti, che litiga come se fossero dei ragazzini con Musk. Con Elon Musk, infatti sì. Qua americani. Mi scuso con i cani. Gli è venuta una testa, la criniera Trump, insomma. A proposito di cani, qua la situazione è sempre più tragica a Gaza, insomma. Terribile. Oggi, tra l'altro, te lo dico a te, ma lo dico anche a chi ci sta seguendo in questo momento, ci collegheremo con Roma per la manifestazione pro Gaza, quindi faremo vedere anche le immagini. Ci sono anche alcuni deputati siciliani, quindi seguiremo ovviamente anche questo aspetto del racconto della politica e della cronaca. Prego, avanti. Sembra anche quasi che uno si debba vergognare di parlare di una cosa che, voglio dire, razionalmente dovrebbe essere compresa e fermata immediatamente. Bambini che muoiono di fame, insomma, una cosa che muoiono e perdono la vita. Questo è, insomma, un racconto drammatico, tragico. Allora, invece, referendum. E qua la Meloni che ha detto, ha fatto la filosofia del secolo, diceva al seggio a guardare i seggi. Vabbè. I seggi e in dialetto siciliano, i seggi, le sedie, i seggi, ecco, andrò a guardare i seggi. Di fronte a un negozio di arredamento che guarda i seggi. La cosa più bella è quello che si fa la domanda: che sta facendo?
Che sto facendo? Sto tenendo i secci. Prossima. Ah, mamma Ah, mia. l'Etna è esplosa È qualche esplosa giorno l'Etna. fa. Che giro hanno fatto queste immagini, Totò? Che giro hanno fatto? È giro di tutto il mondo, anche perché lo spettacolo della natura è sempre qualcosa di ehm, Straordinario, veramente. entusiasmante, entusiasmante. Dovremmo guardarla e comprenderla di più questa natura. Allora, la E vignetta invece qual è? in questo caso viene aggiornata la campagna turistica locale. Visitate l'Etna prima che l'Etna visiti voi. Eh, Insomma, Abbastanza, come dire, sarcastica ma divertente. Insomma, quella ma nube non ci viviamo con ha truccate. spaventato tutti, ha spaventato tutti, soprattutto quelli che erano i turisti che erano in cima, là tante polemiche anche lì, ma come hanno fatto? Perché? Insomma, e va Vabbè, bene, insomma, insomma, è la andata bene. natura non è che è È andata bene. programmabile. Va bene, Totò, allora ci vediamo la prossima Ok, settimana, eh? Ci vediamo la prossima settimana certamente. con, te lo dico in anteprima, faremo una trasmissione dedicata alle elezioni. Lo sai che quando ci sono elezioni a me piace insomma seguirle, ci sono delle elezioni È da 15 anni che facciamo questo. per l'Università di Catania, che sembra una cosa, per il rettore dell'Università di Catania, che sembra una cosa molto locale, ma invece è una cosa che si estende a mezza Stiamo Sicilia. attenti anche alle vignette che facciamo, Attenzione visto alle i vignette, trascorsi. mamma mia, attenzione. Quindi prossima settimana con le vignette di Totò per i rettori. Invece noi ci fermiamo, grazie Totò, buon fine settimana anche a te, ci fermiamo Arrivederci. subito dopo la sigla, collegamento con Roma per la manifestazione pro Gaza, poi la storia di Goffredo Arena, poi il dibattito, gli ospiti, i sondaggi, SVG, insomma anche oggi puntata ricchissima, subito dopo la sigla. Rientriamo in diretta, ben trovati, nuovo appuntamento con il punto, entriamo adesso nel vivo della nostra trasmissione, ve lo abbiamo detto, oggi insomma tanti argomenti di politica ma anche la storia di sanità, la storia del professore Goffredo Arena che saluto, che è qui con noi, chirurgo, oncologo, ricercatore, insomma per tanto tempo, professore universitario in Canada, professore universitario in Canada, quindi un giovane che diciamo, si è formato diciamo, all'Università di Catania, diciamo no, professore Arena, e poi insomma come tanti giovani se n'è andato per 20 anni fuori, quindi si è formato fuori e poi diciamo, è ritornato in Sicilia. Adesso racconteremo anche questa storia. Io non so però se abbiamo, perché abbiamo annunciato anche un collegamento a Roma, da Roma con la manifestazione pro Gaza, quindi questa grande manifestazione che in questo momento, questo grande corteo che in questo momento si sta svolgendo a Roma. Non so se ci abbiamo il collegamento, credo di no perché non vedo movimenti in questo momento. Allora appena ristabiliamo il collegamento ve ne daremo conto. Saluto Mario Barresi, collega, caporedattore del quotidiano La Sicilia. Ciao Buon Mario. pomeriggio, bentrovati. Oggi iniziamo questa trasmissione con Goffredo Arena, perché Mario, lo dico anche ai nostri telespettatori, perché questa è una storia straordinaria, cioè è la storia di un'eccellenza diciamo, nel campo della medicina, in questo caso nel campo della ricerca, che diciamo, rientra in Sicilia, quindi si parla molto di cervelli in fuga, in questo caso è un cervello, anzi come ama dire il professore Arena, un cuore o due cuori di ritorno, adesso spiegheremo perché. Perché il professore Arena, diciamo, nei suoi lunghi studi sta cercando quella che sarebbe una soluzione a un male fino ad oggi chiamato male oscuro, male incurabile, male nero, insomma i tumori. Allora professore Arena, intanto ci racconti, intanto benvenuto, grazie ci a tutti voi racconti per questo invito. Intanto cosa fa, per Sì. capire. Allora, praticamente la storia che tu ben conosci, abbiamo avuto modo di poterne parlare a Taormina, è una storia bella, è una favola fondamentalmente, è la storia di un figlio che assiste alla morte della madre per un tumore al colon con metastasi al fegato, cosa che purtroppo affrontano molti, e in punto di morte madre e figlio si fanno delle promesse. La madre, il figlio, cioè io, prometto a mia mamma che avrei fatto degli studi sui tumori per aiutare quelle che è la ricerca sui tumori,
E la madre che chiede al figlio, un giorno torna, viaggia, va in giro per il mondo, ma un giorno torna perché questa terra ha Specializzati, fai quello che devi fare. Avevi appena finito l'università, Sì, no? esattamente. Parto. Quindi avresti potuto scegliere qualunque specializzazione della medicina. Io ho deciso di fare praticamente chirurgia e parto un paio di mesi dopo la sua dipartita e vado praticamente in Canada e lì divento uno specializzando in chirurgia generale e faccio tutto quanto un percorso chirurgico che mi porta a diventare assistente e professore all'Università di McGill a Montreal. Mentre ero là, di notte, quando praticamente o studiavo o lavoravo, di notte facevo esperimenti in un laboratorio prestato da un collega, perché io sono chirurgo. Sono diventato uno scienziato per affetto, per amore, ma fondamentalmente tutti i miei titoli sono dei titoli chirurgici. Facevo esperimenti e mentre facevo esperimenti incontro una signora, Maria Saputo, originaria di Montelepre, che si era trasferita negli anni 50 Palermo, che si era trasferita negli anni 50 con i suoi 7 fratelli, il padre, la madre e la nonna, perché al padre non andava il fatto che, racconto della signora, i carabinieri andavano a mangiare il formaggio di mattina a casa sua e il bandito Giuliano di notte ci passava pure. Il padre non era molto contento di questa condizione e situazione. C'è un romanzo. Partono e fondano questa industria casearia che è diventata una tra le più importanti in Nord America. Tra l'altro, scusi professore Arena, perché giusto per precisazione, Saputo è la famosa famiglia dei Saputo, proprietari anche tra le altre Bologna cose Calcio, della squadra di calcio del Bologna. Lino è il nipote di appunto Maria Saputo. Fatto sta che la signora mi prende in simpatia, mi conosce questo povero medico siciliano che era emigrato e mi prende in simpatia. Lei aveva la stessa malattia di cui soffriva mia madre, un tumore al colon con metastasi al fegato. Stiamo parlando degli anni? Allora, io dico subito, nel 2012-13, questi sono gli anni. Quindi praticamente, per fare la storia corta, chiedo alla signora di aiutarmi in questi studi, perché io non avevo dei soldi pubblici, non avevo dei grants, come si suol dire, e la signora mi dice, perché non parli con mio figlio? La cosa mi ha stranito perché lei era una donna molto buona, per cui avevo chiesto aiuto, ma lei mi rimanda al figlio. Il figlio che mi dà dei soldi per incominciare questi studi, per continuare questi studi, continuo questi studi, nel frattempo la signora muore. Muore e dopo qualche mese che era morto il figlio mi chiama e mi chiede come stessero andando i miei studi. Dicevo che stavo andando bene, che ero a buon punto, che avevo trovato delle cose interessanti. Perché spieghiamolo, professore, per capire per far capire ai nostri telespettatori, che tipo di studio era? Cioè, qual era lo studio, l'innovazione di questo studio? Tutti sono convinti che le cellule tumorali migrino, si staccano dal tumore principale, entrano nei vasi sanguigni, vanno in circolo e vanno a fare quelle che si chiamano metastasi, cioè vanno a colonizzare altri organi, fegato, polmone, cervello o altro. La teoria invece era diversa, quello che io avevo visto, la mia intuizione era diversa, cioè che non fossero cellule che migravano, ovvero che non fossero solo cellule che migravano, ma anche messaggi che la cellula tumorale mandava ad altre cellule in altri organi, trasformandole in una copia del tumore, come un telecomando. Io mando come dei un impulso radiomessaggi. e cambia canale. Dei radiomessaggi. Ovviamente questa teoria all'epoca era assolutamente esoterica e tutti si mettevano a ridere. Quando chiesi i sovvenzionamenti all'università, mi fecero una grossa risata e mi dissero, in America, già in Canada? In Canada, certo, ero in Canada, si fecero una grossa risata e disse sì, è un'idea molto bella e molto particolare, però tranquillo, i soldi non te li daremo mai. Per cui praticamente il figlio mi chiese, come stanno andando i tuoi studi? Dissi no, stanno andando bene. Ho detto, hai bisogno di soldi? Ho detto, guarda, i soldi sono sempre benvenuti, specialmente in una situazione di questo genere. Di quanto hai bisogno? Ho bisogno di $250.000 e penso di poter chiudere lo studio principale. E lui mi disse, a te dispiace se te ne do 500? Mi diede $500.000, aprì un laboratorio, ho assunto assistenti e alla fine
arrivò a darmi 1,5 milioni e 11 articoli dopo la teoria non è più una teoria, ma è un modello metastatico che è studiato in tutto il mondo. Quindi in questo momento si sta studiando, sì, diciamo, la sperimentazione del professore Goffredo Arena da Catania trapiantato in Canada. Esattamente. Cos'è stata la cosa bella? Che in questo processo, in questo processo di, come dire, scoperta di quelli che sono i meccanismi di conferma e di scoperta, ci sono state alcune scoperte venute dopo da altri posti che hanno confermato indirettamente che quello che io avevo già scritto e pubblicato fosse vero. Le biopsie liquide sono di cui oggi si parla tanto, sono una conseguenza di questa scoperta. Cosa sono le biopsie liquide? Le biopsie liquide sono che nel sangue, ora, per capire se un paziente ha tumore o se la terapia tumorale sta funzionando, si controlla il DNA circolante, che fondamentalmente era quel messaggio che io gli dicevo che la cellula mandava. Per cui sono conferme a livello scientifico. Qual è la cosa bella? La cosa bella è che mentre facevo esperimenti, esperimenti con 2 coorti significa un gruppo tumorale e un gruppo che non ha tumore, per vedere se in effetti la teoria funzionasse, mi sono accorto che un paziente che non aveva tumore aveva dato i risultati come se avesse un tumore. Pensavo che i miei assistenti in laboratorio avessero commesso un errore e invece loro confermavano che non c'erano errori. Parlai con il paziente, gli chiesi se poteva andare a studiare, se poteva fare TAC, colonoscopie, e trovo che aveva un tumore in fase iniziale. Dunque praticamente la prima conseguenza di quelle teorie, la prima prova pratica, era che in effetti si poteva con delle cellule opportunamente modificate scoprire se il paziente avesse un tumore. E da lì è nata quella che si chiama MaterD. MaterD che è uno screening, ovviamente di laboratorio, con cui si può capire se un paziente ha tumore o meno. Quindi con una mappatura delle cellule? Che è quello che le biopsie, no con una mappatura, quello che ho scoperto è che cellule opportunamente modificate, se messe a contatto con il suo sangue, il suo o il mio, riescono a scoprire, a cambiare se nel paziente c'è un tumore. Ovviamente questi sono esperimenti fatti in laboratori su topi e su animali. A poco l'abbiamo portato con l'intelligenza artificiale, stiamo sviluppando dei test che seguono il concetto principale di MaterD, in modo che questi test possono essere fatti in laboratorio in tutto il mondo. E che risultati state ottenendo? Al momento tutti positivi, tutti quanti positivi, addirittura MaterD, cioè che con l'intelligenza artificiale, con gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, arriviamo a una sensitività, una sensibilità del 95%, che è molto alta, per tutti quanti i tumori. La cosa bella qual è? Che MaterD in laboratorio, ripeto, in laboratorio, riesce a capire anche quando il paziente sta sviluppando un tumore, non che ce l'abbia nelle fasi iniziali, che lo sta sviluppando. Scusi, vediamo se ho capito bene, di che stiamo parlando, cioè bloccando queste cellule, in teoria con un metodo, questi messaggeri. Quindi ancora prima, un passaggio precedente. Bloccando questi messaggeri. In questo percorso ho incontrato un altro professore che aveva fatto degli studi un poco simili. Aurelio Lorico, originario di Palermo, anche lui ora negli Stati Uniti, lui è negli Stati Uniti, io ero in Canada, e lui praticamente ha addirittura brevettato dei farmaci che sono stati, lo dico tranquillamente, sintetizzati all'Università di Palermo e dall'Università di Palermo mandati negli Stati Uniti per essere testati, guardate che giro che fanno. E così via. E questi farmaci in laboratorio sono efficaci in tante patologie, incluso una, è stato proprio pubblicato un lavoro in cui lui ha scoperto che questi meccanismi, il lavoro è stato pubblicato su riviste importanti, e lui un messaggio ha scoperto evidentemente di speranza, no? Allora, la speranza c'è sempre. Bisogna capire, quello che quando vado nelle mie conferenze, quello che dico è sempre questo. E qua introduciamo un argomento che è anche filosofico, no? Perché a me piace fare questo. Cos'è una cellula tumorale? Una cellula tumorale è una cellula che nasce, cresce, non muore mai e non invecchia mai. Cioè è una cellula che dà
normale è diventata tumorale. Una cellula normale è una cellula che nasce, cresce e muore. Una cellula tumorale è una cellula che ha acquisito la capacità di non morire, ma soprattutto di non invecchiare. Bisogna uccidere. Dunque il tumore, la scoperta dei meccanismi che bloccheranno il tumore aprirà delle porte immense a scoperte molto molto belle. Bisogna cambiare solo il punto di vista. E questo è quello che fa Mater DC. Questa è chiaramente, io le auguro ovviamente, diciamo, di che poi la storia è bella. Adesso proseguiamo con la storia, intanto bella. Chiudiamo la parte scientifica. No, però voglio dire una cosa. Cioè, se riuscisse questa teoria ad essere portata su numeri, ad essere efficace, diciamo, ma quello che stiamo facendo in evidenza, lei è candidata al premio Nobel. Cioè, no? Allora, i premi non sono cose che mi interessano, a me importa dare un servizio alla comunità. Come ti ho detto già a Taormina, è mantenere le promesse, nonostante tutto e nonostante tutti, che determina quello che è il valore di un uomo. Ho fatto una promessa, sto mantenendo una promessa. Se viene accettato, se viene aiutato, se viene compreso, non sono fatti miei. Abbiamo una foto. Sì. Che è una foto, diciamo, che mi dà il professor Arena, che mette insieme tutto praticamente, sì. cioè tutta la sua storia, la sua carriera. Eccolo qua. Questi chi sono, professor Arena? Allora, sì, posso prego, dire. Allora, sopra vediamo a sinistra è mia mamma, a destra è l'altra mamma, in mezzo ci sono i due figli, cioè io e Giuseppe Monticciolo, perché Mater D significa, da un punto di vista scientifico, Metastatic and Transforming Elements Release Discovery Platform, ma in realtà è l'acronimo del nome di mia mamma, Maria Antonietta Terlizzi, Mater D, perché due è la storia di due madri e di due figli. In fondo questa fiaba non appartiene a me, non appartiene a Monticciolo, è una fiaba che appartiene a tutti. Tutti sono figli di madri morti di tumore e viceversa. Dunque praticamente è un messaggio di speranza, di qualcosa di bello. E sotto, in quella foto, ci sono pazienti che ho trattato e che non ci sono più, che comunque sono rimasti nel cuore di chi crede che qualcosa un giorno potrà essere fatto. Sì, però Luca, ci crediamo pure noi. No, aspetta Mario un attimo, sì. Perché poi ovviamente diciamo, la eco scientifica del professore Arena ovviamente si è divulgata nel mondo. Lui da siciliano aveva fatto una promessa, allora il professore Arena è stato invitato in qualche modo a rientrare con tutti gli onori del caso in Sicilia. Ed è qui che la fiaba diventa non dico una spy story, però c'è un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale che torna in Sicilia, cioè noi ci riempiamo la bocca con la retorica del ritorno dei cervelli, arriva in un altro diciamo centro di eccellenza della sanità, il Giglio di Cefalù. Il professore Arena gli erano state affidate le chiavi, no, della chirurgia del Giglio di Cefalù. E poi finisce, con tutto il rispetto per il lavoro che si fa negli ospedali di periferia, a Militello in Val di Catania a fare il professionista a prestazione. Evidentemente in questa filiera c'è qualcosa che non va e questa bella fiaba rischia di diventare l'ennesima storia con un triste finale rispetto alle tante storie di sanità siciliana. Io per deformazione professionale ho la curiosità di capire che cosa non ha funzionato. Allora, ogni fiaba ha sempre delle parti un po' più difficili, non c'è una fiaba in cui non ci siano ostacoli da affrontare. Io per natura sono una persona che vede sempre le cose positive e sono convinto che la grandezza di un uomo stia nel trasformare le cose negative o gli ostacoli in opportunità. Per me un ostacolo è una opportunità. E in Sicilia, come in Italia, c'è una cultura abbastanza particolare, c'è la cultura dell'io, c'è la cultura del non servizio. Questo è il problema. Fino a quando c'è la cultura dell'io, non si capisce che la sanità è servizio. In Canada noi scappavamo quando c'era un posto di primariato libero, scappavamo, perché primario significava essere sempre di turno, sempre aiutare, mettersi da parte, fare posto agli altri e così via. Cioè scappavate nel senso vi allontanavate? Perché non volevamo farlo. Esatto. Qua la situazione è diversa.
Avendo detto, dunque è un problema culturale, che Quasi non a è coltello, solo di questa terra. Io vedo Diciamo che c'è una grande concorrenza. vedo che c'è solo... Allora, in Sicilia ci sono delle realtà molto belle, piccole. Lei era in una realtà, ora oggettivamente, professor Arena, a era mio in una livello- di quelle ma che io- viene considerata l'eccellenza della sanità siciliana. Una cosa che mi il Giglio di colpiva, Cefalù. una cosa che mi colpiva in Canada, vi dico qual era, per farvi capire il problema culturale. Un professore in Canada a 58 anni chiude con la chirurgia, 58 e 60 anni, non opera più, cede il posto. E cosa fa? Diventa assistente chirurgico. Che significa assistente chirurgico? Pazzesco. Che le persone che aveva addestrato lui erano le persone che poi lui aiutava, li teneva ai ferri e così via. Questo è il problema di cultura, di servizio. Ma a 60 anni ancora si ambisce a diventare qualcuno qualcosa. sì, Ma io non... Anche a 70, 80. Sì, però il professore è un gentleman non inglese ma canadese in questo caso, ma c'entra anche diciamo la politica in questo, perché la sanità siciliana, anche purtroppo talvolta quella privata, subisce i condizionamenti della politica. C'è stato qualcosa a cui lei ha detto no rispetto al fatto che si è interrotto il rapporto col Giglio, c'era qualcosa che non funzionava, perché un'eccellenza o al contrario ha ricevuto un'eccellenza qualche no, diciamo, a come sue il richieste. professore non riesce a trovare l'humus medico scientifico ideale in un altro posto che viene ritenuto un'eccellenza. Evidentemente c'è qualche problema di natura umana, organizzativa, funzionale. Io ho fatto delle scelte, nessuno mi ha puntato la pistola in testa. Io ho fatto delle scelte. Di queste scelte fondamentalmente non mi pento. Non mi pento di nulla di quello che ho fatto, non sto a giudicare quello che dicono o fanno gli altri, continuo a fare un servizio, continuo a dare il mio contributo perché quella che è la società e la sanità in Sicilia possa andare avanti. Ci sono delle realtà piccole che stimo, vedi Vittoria, vedi Ragusa, vedi Lentini, di cui io non conosco i primari, ma che sento parlare bene. Ci sono realtà grandi che funzionano molto bene, c'è l'Ismet di Palermo con Salvano Grutta d'Auria, ci sono a Catania il Garibaldi Indesima, c'è Luigi Piazza a cui ho mandato un paziente amico mio qualche giorno fa. Bisogna costruire, il problema è bisogna trovare i punti per poter costruire. Sai Luigi, una cosa che non va, una cosa che secondo me, e questo è quello che deve cambiare. Il fatto, e lo dico con molta serenità, che i chirurghi o i medici parlano male degli altri medici e degli altri chirurghi. Questa per me è una piaga orribile, perché crea disunità in un gruppo che dovrebbe essere unito per servire gli altri meglio. Pazzesco, professore. Da dove è uscito fuori? Cioè, sembra veramente uscito fuori da una fase. Intanto diciamo, in bocca al lupo per tutti i suoi studi, ci auguriamo appunto di vederli tutti realizzati, perché significa risolvere veramente in parte quello che è il male del nostro secolo, certamente. Però professore, io la invito a combattere. Mario non avrebbe, a quanto abbiamo capito, diciamo, difficoltà a trovare un posto da primo della classe in qualunque ospedale, non dico d'Europa ma del mondo, no? Ripeto una cosa, perché è sempre un problema culturale: non è il primo che fa la differenza, il primo non fa la differenza, è chi è ultimo e spinge tutti avanti che fa la differenza. Speriamo che sentiremo ancora parlare di lui in termini finali, risolutivi, perché voglio dire, questa storia non merita di essere interrotta. Allora, professore Arena, prima di salutarla, insomma, qua adesso arriveranno politici, diciamo, abbiamo anche SVG che parlerà di sondaggi, eccetera, quindi cambieremo totalmente argomento, però la sanità certamente è un argomento che noi affrontiamo spesso anche dal punto di vista della politica. Io non so se ci ha sentito qualcuno degli ospiti collegati, Barbagallo, non so, adesso lo vedo, ma diciamo, è a Roma. Barbagallo, ha sentito la storia del professore Arena? Mi sentite intanto? Sì, noi la sentiamo. Intanto scusate la qualità del collegamento, perché con te è appena partito, qua parlare in mezzo a 50.000 persone non è il massimo.
È una e sfida. non è facile. Ho ascoltato con molta attenzione la storia del professore e insomma non scopriamo nulla di nuovo, una Sicilia che sulla sanità ha troppe ombre e a partire dal merito. Io provo a fare una considerazione che secondo me è quella che stanno facendo in tanti dopo aver ascoltato la storia di oggi, che gli uomini migliori non finiscono dove ce n'è più bisogno. Non è stato premiato il merito in genere in Sicilia, ma a maggior ragione nella sanità siciliana, dove si è andato avanti premiando gli amici degli amici, e le selezioni che riguardano i manager non sono tenute scegliendo i migliori, ma scegliendoli in base alla tessera di partito, e questo è il risultato. Io credo che occorre un cambio di rotta e che oggi, ogni giorno, nonostante lo sforzo straordinario di medici, infermieri, personale sanitario, poi alla fine i risultati non sono quelli che i siciliani si aspettano. Quindi serve un deciso cambio di rotta per premiare il merito ed accompagnare i migliori, perché sulla sanità non possiamo non affidarci ai migliori. Allora, Barbagallo, si sistemi questo collegamento perché è veramente incredibile. Stiamo vedendo un albero noi, quindi sembra un albero parlante. A proposito di fiabe, sembra che stia parlando l'albero, quindi insomma va bene che siamo in questo mood, però diciamo, cerchiamo anche di vedere il volto e lo sguardo. Allora, Barbagallo sistema il collegamento. Io saluto intanto Nuccio Di Paola, coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia, lo vedo, benvenuto Di Paola. Vedo Rado Fonda, capo dei ricercatori di SVG, benvenuto Rado Fonda. Adesso parleremo, che avete combinato sta settimana? Fonda, che avete combinato? Qua stanno tremando ancora i tavolini a Palermo, a Catania, anche da noi, guardi, adesso capirà. Allora io ringrazio il professore Goffredo Arena. Professore, è stato un piacere. In bocca al lupo, è sempre un piacere rivedere, perché poi è sorridente, cioè, è uno che dovrebbe essere incavolato col mondo, cioè, oggettivamente. La rabbia appartiene a chi è stato ferito o a chi ha paura. Io Bravissimo. non sono stato ferito, non ho paura, faccio il mio dovere per quello che devo fare, sono contento, non ho motivi di non essere. Grazie professore Arena, noi ci fermiamo, pubblicità e poi entriamo nel dibattito politico, i dati, i sondaggi di SVG, insomma tanta carne al fuoco. Tra un po' ci sarà con noi anche Carlo Auteri. Vi ricordate Carlo Auteri, il deputato al centro di polemiche, appena passato dalla Democrazia Cristiana, adesso parlerà da uomo della Democrazia Cristiana, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, il punto di oggi. Adesso apriamo il dibattito politico. Saluto Carlo Auteri che ci ha raggiunto in studio e che ha ascoltato dietro le quinte la storia del professore Arena. No? Bellissima, buonasera a chi ci segue, bellissima storia. Bellissima fino a un certo punto, cioè nel senso io è bella mi la sono storia professionale di questa meravigliosa storia, è arrivata in Canada, c'è chi ha creduto in lui, speriamo in Sicilia di tenercelo, no? di tenercelo, di perché ride, raccontare delle cose belle. Perché ride? Quando sto sorridendo. Insomma, è rimasto con noi ovviamente Mario Barresi. Saluto Nuccio Di Paola, coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Di nuovo benvenuto Di Paola. Adesso parleremo dei sondaggi. Barbagallo io non ho capito dov'è, perché a Roma in questo momento sta manifestando pro Gaza. Barbagallo si sta disintossicando dal congresso, sta facendo una marcia. Di Paola ride, una marcia di liberazione dal congresso regionale del PD ed è meglio Gaza che la commissione di garanzia del PD. Meglio la striscia di Gaza. Lei non rida Di Paola, che siete alleati, il famoso campo largo, quindi non si fa, non rida. Campo Sicilia, Campo Sicilia, come no, ora ve lo faccio sondare io qua il Campo Sicilia. Allora, Rado Fonda, benvenuto, ben trovato, è ritornato con noi. Rado Fonda, diciamo, che mantiene il suo aplomb da ricercatore, diciamo, del nord Italia, quando si cala qui con noi in Sicilia, insomma, gli torna anche il sorriso solare, perché solo da noi, insomma, così, no? Rado Fonda, che cosa avete combinato con questi sondaggi questa settimana? Non sa che crisi sono scoppiate qui, proprio crisi di nervi. A proposito, oggi c'era invitato con noi l'onorevole Salvo Tomarchio di Forza Italia.
che ha avuto un impedimento, improvviso impedimento, era stato annunciato come ospite della nostra trasmissione. Il partito non ha ritenuto di dover sostituire, diciamo, la voce di Forza Italia, essendo ovviamente a conoscenza degli argomenti che avremmo trattato, non ha ritenuto di dover o di voler sostituire questo nome. Ne prendiamo atto, diciamo, ovviamente siamo sempre aperti a sentire le ragioni di Forza Italia su quello che diremo e che abbiamo detto anche in precedenza. Allora, Rado Fonda, che è successo, dicevo, questa settimana? Avete pubblicato un sondaggio dove il nostro presidente della regione, il presidente della regione siciliano, è arrivato ultimo nella vostra classifica di gradimento. Apri di cielo, no Mario? Insomma, è un dato, insomma, che è fotografato a livello nazionale da una dimensione della Sicilia, insomma, fanalino di coda, insomma, amministrata diciamo male in qualche modo, e questa è la classifica. Al primo posto, poi non ci stupisce, c'è il famoso governatore del Veneto, il governatore Zaia, che diciamo è sempre ai primissimi posti della classifica di gradimento, poi Federica del Friuli Venezia Giulia, e poi c'è l'Umbria, e poi il governatore, e questo è un altro diciamo, come dire, un altro colpo all'orgoglio, diciamo, della supremazia siciliana, il governatore Occhiuto della Calabria, primo del Sud Italia e primo tra i governatori di Forza Italia. Mario, l'abbiamo raccontata così, diciamo, sì, vabbè, didascalicamente. È una graduatoria che consolida alcune posizioni, cioè, a livello nazionale nel centrodestra si è anche riaperto il tavolo sul terzo mandato, anche perché ci sono queste figure di governatori molto apprezzati dai loro cittadini, ma anche all'interno dei loro partiti, come Zaia e Federica, che da anni ormai guidano queste classifiche. La Proietti è una new entry ancora, diciamo, con una luna di miele in corso con gli elettori. Occhiuto è un giovane, brillante presidente. Allora, facciamo così, calabrese. Mario, facciamo così. Simona Mazzone ha preparato una scheda proprio su questo sondaggio e poi sentiamo Rado Fonda e SVG che ci spiega anche come è stato realizzato questo sondaggio, perché la curiosità è questa, cioè al di là di vedere il primo, il secondo e l'ultimo, vogliamo capire cosa è stato chiesto poi ai cittadini che hanno risposto al sondaggio. Allora, il servizio di Simona Mazzone. Popolare Renato Schifani nella classifica dei governatori d'Italia stilata da SVG, nella quale il presidente siciliano si è attestato all'ultimo posto e con distacco, perché ha raggiunto solo il 25% con un calo di 2 punti rispetto al 2024, mentre Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito con il 70%, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 64%, entrambi però già al secondo mandato e quindi non potranno ricandidarsi. Cosa diversa in Sicilia, dove si tornerà al voto nel 2027 e dove si stanno già formando alleanze e partiti, con buona parte del centrodestra convinto, almeno sulla carta, di voler ricandidare il governatore uscente. E di una possibile conferma di Schifani, se non ci saranno colpi di testa o di coda all'interno della coalizione, si parla già da tempo. L'opinione dei siciliani intervistati conterà al momento della scelta dei candidati? C'è da dire che l'attuale presidente siciliano ha dovuto affrontare temi scottanti come quello della sanità, che ha prodotto un vero disastro nell'ASP di Trapani, ad esempio, o la siccità che ha messo in ginocchio cittadini, agricoltori e allevatori la scorsa estate e le cui conseguenze si stanno ancora scontando. Perché Schifani è il governatore meno popolare? I cittadini non apprezzano le sue iniziative? Oppure è poco comunicativo? Si tratta di una bocciatura personale o questo ultimo posto è consegnato a tutto il governo, giunta compresa? Belle domande nel servizio di Simona Mazzone, che io rivolgo ovviamente a Rado Fonda, caporicercatore dell'istituto SVG Research. Allora, Rado Fonda, che cosa... Mi viene da ridere perché insomma veramente so il dietro le quinte di questo sondaggio, quindi insomma che cosa ha causato. Allora, Rado Fonda, ha sentito le domande nel servizio, no? Che cosa si sente di rispondere intanto? Sì, allora innanzitutto questo è un tipo di indagine che facciamo da oltre 10 anni. Avete mai avuto queste relazioni di questo tipo, no?
Ma sì, certamente, ci sono sempre state, perché su 18 governatori che testiamo sicuramente c'è sempre un paio che o sono delusi o sono particolarmente entusiasti, per cui c'è sempre qualche risultato un po' eclatante. Anche se poi ci sono anche delle costanti nel tempo, perché per esempio Zaia e Fedriga sono ai primi due posti già da diversi anni. I governatori, per esempio i governatori della Sicilia, sono sempre stati più o meno nella parte bassa della classifica. Per esempio adesso vediamo Schifani a quota 25, ma anche i governatori precedenti non sono andati molto oltre a questo, anzi diciamo che i siciliani sono sempre stati piuttosto severi con i propri governatori, e su questo su questo incidono diversi fattori. Innanzitutto aspetti Fonda, qua stiamo vedendo una vostra schermata: gradimento dei presidenti della regione, la serie storica, quanto ritiene efficace l'operato del presidente della regione? Questa è la domanda che avete fatto a tutti dal 2014, quindi da più di 10 anni. E questo cos'è? Ce la spieghi? Questa è appunto la serie storica dell'indice di gradimento dei governatori in Sicilia. Vediamo appunto che Crocetta era sempre ha avuto molto basso, 14-16%. Dopodiché Musumeci era partito anche lui basso, sempre più o meno a quel livello lì, con il Covid, dopo il Covid è salito il colonnello. 30%. Il colonnello. C'è da dire che nel periodo del Covid c'è stato un balzo in avanti di quasi tutti i governatori, c'è stato questo clima di cercare di sopportare, ognuno sopportava le proprie istituzioni e così. Sono cresciuti tutti, no, in quel periodo? No? Sì, sono cresciuti tutti. Sì. E poi Musumeci comunque ha concluso con un 31% del proprio mandato. Schifani è partito già col 26%, quindi leggermente più basso, però sopra, diciamo, quello che era il livello medio di Crocetta nel primo periodo Musumeci, ed è rimasto più o meno stabile, siamo 26, quindi 25. Diciamo Rado Fonda, diciamo che insomma, guardandola così con questa fotografia, diciamo, Schifani non è messo male, no? Cioè, nel senso, ha mantenuto comunque costante un suo indice di gradimento che comunque, diciamo, se non alto ai livelli degli altri governatori di regione, rispetto ai siciliani comunque è un dato, diciamo, consolatorio in qualche modo, no? Cioè non mi sì, cioè, sicuramente bisogna contestualizzare sempre i dati. Esatto. Consideriamo per esempio che Schifani è stato eletto con poco più del 40%, con un'affluenza sotto il 50%, quindi praticamente è stato votato da poco più del 20% dei siciliani. Ovviamente chi vota un candidato che poi perde le elezioni tende più a valutare negativamente quello che è poi in carico, per cui si è ritrovato comunque con il 20% di partenza di sostenitori suoi contro l'80% che non l'aveva votato. Per dire la differenza, Zaia, che è stato eletto col 76%, qualcosa del genere, con un'affluenza anche piuttosto alta, partiva da un bacino di circa 50%, quindi oltre il doppio, no? Per dire. Adesso cerchiamo di capire anche cosa avete chiesto, quindi diciamo, si sono spaventati per noi, potevano venire, dicevo, oggi, no? Se il nervosismo che trapela da Palazzo d'Orleans fosse confermato, ritengo che sia ingiustificato, perché gli altri governatori avevano dei dati molto più bassi, quindi poi tra l'altro ci sono altri sondaggi di altri istituti demoscopici che danno uno Schifani più robusto, e comunque se lo spauracchio è il 2027 ancora c'è tanta strada, quindi non bisogna innervosirsi. Che avete chiesto? Cioè, è solo quella la domanda che avete fatto? Cosa ritiene? Sì. C'è una domanda secca. È quella domanda secca, perché questo è praticamente un'indagine che va avanti per 2 mesi e raccoglie in questo modo un numero di interviste sufficienti per poter fare la stima su ciascuna regione, no?
quindi però è una domanda secca su quanto ritiene efficace l'operato del Presidente della Regione. Poi il dato di questo sondaggio è molto simile a quello di un altro sondaggio commissionato dal movimento controcorrente, sempre a SVG. Che, sì, stavo dicendo che il quotidiano della Sicilia ha pubblicato oggi, adesso facciamo vedere la pagina. Ed è un risultato molto simile, quindi evidentemente pur probabilmente cambiando quantitativamente e qualitativamente il campione, il risultato dà un numero molto, molto simile. Lo ha realizzato SVG tra l'altro. Esatto, l'avevo detto sì, in premessa, quindi diciamo lo zoccolo duro della fiducia nei confronti di Schifani è quello. Ci sono degli altri dati più o meno interessanti nel sondaggio, ripeto, commissionato dal movimento controcorrente di Lavardera, che risulta il leader più gradito, ma la serietà, la professionalità, l'affidabilità di SVG pone questo tipo di studio al di sopra di ogni sospetto. Nel centrodestra c'è qualche altro competitor che si fa strada, in particolare Galvagno e la Galla, che sono Galvagno addirittura superiore, la Galla che tallona Schifani, e poi nel centro-sinistra, anche se io magari avrei sondato qualche altro nome, oltre alla Lavardera ci sono i qui presenti, anzi i qui collegati, Barbagallo e Di Paola, che devo dire hanno dato anche dei risultati abbastanza tonici, quindi anche nel centro-sinistra si prospetta una bella partita, cioè, ci può per la essere, scelta, diciamo, in qualche per la modo. scelta del C'era candidato. anche Cuffaro, no? Ora guardo il nostro Cuffaro, deputato regionale, il leader Cuffaro era l'ultimo? Era l'ultimo, Ma gli ma ultimi c'era. saranno i primi. ma gli ultimi, e ha poi messo già la casacca, guarda. con un dato secondo me molto sottostimato anche della lista, perché anzi mi ha mandato un messaggio per dirmi: guarda che se sul sondaggio siamo a 6,5, significa che nella realtà siamo al 12, e quindi mi sta benissimo. Quelli se li fanno tutti loro. Allora, avete a disposizione Rado Fonda di SVG, se volete chiedergli qualunque cosa che riguarda i sondaggi, che riguarda la metodologia di analisi, che riguarda, per esempio, una domanda gliela faccio io, diciamo, quanto sono poi attendibili? Perché abbiamo visto che negli ultimi anni i sondaggi, anche col fatto di dover chiudere ovviamente in anticipo rispetto al voto, e magari in passato, diciamo, questa distanza, diciamo, tra il giorno dell'elezione e la chiusura della divulgazione dei sondaggi non pesava tantissimo. Oggi credo anche un po' per cambiamento dei tempi, Fonda, diciamo, cambia molto, no? negli ultimi giorni, diciamo, nell'ultimo mese si instaura un'altra campagna elettorale. No, certo, sicuramente, anche perché c'è una quota notevole di elettori che decide all'ultimo momento, per cui c'è anche una grossa mobilità rispetto al passato, per cui sicuramente ci sono queste variabili degli ultimi giorni che possono cambiare le cose. Qui stiamo parlando comunque della fotografia del momento, e naturalmente poi possono cambiare tante cose, siamo lontani dalle elezioni ancora, per cui si parla del sentore attuale, il clima attuale. Io avevo un dubbio, Luca, così me lo tolgo una volta per tutte, così quando in futuro mi dovrà capitare di scriverne, cioè quanto è difficile, volevo chiedere al ricercatore, avere la percezione del cosiddetto voto strutturato, cioè storicamente tutti gli istituti demoscopici toppano in Sicilia, ma probabilmente anche in altre zone, rispetto ai voti di lista, perché lì c'è una fortissima componente che dipende dalla forza di trascinamento del candidato, chiamiamolo voto di apparato, voto strutturato, per non chiamarlo in altro modo, che molto probabilmente sfugge ai radar dei sondaggi, perché se io poi un mese prima delle urne vengo chiamato dal deputato, dallo staff del deputato che mi invita a votare, probabilmente non lo racconto al sondaggista. Infatti liste che storicamente
sono molto più robuste in Sicilia e nei sondaggi solitamente escono diciamo con dei dati molto, molto bassi. Ricordo la polemica che fece Lombardo alle ultime politiche regionali, che c'era l'Election Day, con dei dati che erano effettivamente molto bassi, ma che probabilmente non entravano nella matrice di un certo tipo di elettorato. Quando voi vi ponete su questo, cioè sul tavolo, dei dati che sono dei dati scientifici, non c'è la possibilità di tararli rispetto a queste variabili che sono poi molto, molto siciliane probabilmente? Sì, no, sicuramente ci sono alcune regioni come la Sicilia o anche la Calabria e altre che sono particolarmente difficili da questo punto di vista, anche perché quando noi intervistiamo le persone spesso loro hanno in mente chi voteranno come candidato non presidente, ma per esempio candidato al Consiglio o così, però magari non sanno in quale partito, in quale lista. Anche perché poi magari all'ultimo giorno cambia lista, come è successo già in passato. No, per cui da questo punto di vista è molto difficile fare la stima. Infatti diciamo che riteniamo più affidabili i dati a livello proprio di coalizione, più di schieramenti, quelli sono più affidabili, meno quelli delle singole liste. Proprio per perché dice, se si sposta magari sono meno quelli che si spostano completamente, che cambiano completamente la coalizione, è più facile che qualcuno cambi il partito all'interno della stessa coalizione, cioè il centro. Poi Auteri, lei è per esempio l'esempio, no, di questo, lei si è mossa diciamo, per una serie di questioni che ritorneremo a raccontare, però diciamo lei è stato, il suo spostamento, diciamo, è stato uno spostamento di partito sempre nell'ambito del centrodestra. Vorrei fare una domanda. Con questi sondaggi che immagino rispetto massimo. La Sicilia secondo me vive un'azione di mancata comunicazione, di corretta comunicazione, perché viviamo in un mondo di social, viviamo in un mondo dove tutti sappiamo qualcosa attraverso i social. Magari il nostro presidente è meno social di chi giornalmente lavora sui social, e questa secondo me è una percezione che poi nel risultato delle telefonate delle persone ti danno quella consapevolezza. Magari se ti vedo tutti i giorni sui social è un'azione di popolarità, ha un'azione diretta. Il presidente ha un'azione meno social. Tra l'altro è uscita la notizia qualche giorno fa che i social della presidenza della regione sono fermi da 4 settimane per il mancato rinnovo del contratto alla società che se ne occupava, quindi di fatto è un mese che Schifani è a social. Luca, posso approfittarne per fare i complimenti ad Auteri per la scelta, per l'efficacia della sua scelta politica, perché poi noi abbiamo avuto adesso però ne parliamo. spesso adesso ne parliamo. Devo anche liberare Rado Fonda di SVG. Fonda, diciamo, il deputato Auteri ha detto una cosa che secondo me è molto vicina alla realtà, no? Cioè la percezione attraverso i social media. Diciamo, voi ovviamente non la sondate questa, però è chiaro che poi il risultato finale passa anche attraverso questa mediaticità. No, ma sicuramente. Allora, il problema dei presidenti della regione è che gran parte del lavoro che fanno non è visibile ai cittadini, è molto difficile che arrivi ai cittadini, no? Perché allora la vetrina principale è la sanità, dopodiché oltre alla sanità il resto è un'attività che, tranne chi legge proprio, diciamo, i giornali in maniera molto approfondita e così, non lo viene a sapere, per cui gran parte del giudizio dei cittadini si basa anche proprio sul tipo di comunicazione che i governatori fanno, no? Per cui se le capacità di comunicazione sono migliori è probabile che anche il livello di gradimento sarà migliore, altrimenti si rimane un po' penalizzati. Dico, poi la Vardera è stato geniale dal punto di vista della comunicazione, perché ha diffuso il risultato del sondaggio commissionato da lui 2 giorni dopo quello che dava Schifani all'ultimo posto. Infatti oggi i suoi social sparavano lui ultimo, io primo, cioè voglio dire chapeau dal punto di vista della strategia comunicativa. Guarda che lei è stato conosciuto per quella cosa in tutte le Fonda, lei lo conosce il deputato Auteri? Anche lì, certo, anche lì il presidente Zaia. E Fonda sta a Trieste. Sì, ma il presidente Zaia, l'azione comunicativa di un presidente altitale, le piattaforme
piattaforme sono Rai 1, sono Rai Mediaset, il Presidente della Regione Sicilia non ha un'azione di piattaforma su un canale nazionale. Sono anche questi i parametri che fanno cambiare la conoscenza di un Presidente del lavoro, come la sanità. Si parla solo delle cose brutte che accadono in sanità perché c'è chi parla solo delle... Quante cose buone magari ci saranno che non si dicono, che è normale, quindi prendi l'umor quello errato. Va bene. Barometro sempre uguale, no? Cioè Fratelli d'Italia oltre il 30%, poi PD e Movimento 5 Stelle. Questo si muove poco. Si muove poco, non sono... si muove poco. Qualche scossone potrebbe esserci dopo il referendum, vediamo il risultato del quorum. Vediamo che succederà, può essere che cambi qualcosa. Va bene, grazie Rado Fonda come sempre per essere stato con noi, preziosissima l'analisi di SVG, grazie, grazie a voi. Buon fine settimana a lei e a tutti i suoi colleghi di SVG. Noi ci fermiamo, pausa, poi entriamo anche nel dibattito che riguarda le emergenze della regione siciliana con Carla Uteri, Nuccio Di Paola, Anthony Barbagallo che si collega da Roma, Mario Barresi, insomma, e avremo anche la nostra rompiscatole per eccellenza che è la nostra Francesca Briganti delle partite IVA, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, adesso dopo la parentesi di SVG che ci ha spiegato un po' anche la metodologia di questi sondaggi, abbiamo fatto vedere anche il sondaggio parallelo che ha commissionato l'onorevole Ismaela Vardera, pubblicato oggi sul quotidiano La Sicilia, insomma, che vede come dire, una fotografia di popolarità, insomma, di chi si propone. Eccolo qua, diciamo, è una classifica di gradimento di chi si propone magari prossimamente come Presidente della Regione Siciliana. Il tema è che la Vardera risulta il nuovo che piace in questo momento, con diciamo, con una percentuale che in qualche modo lo incoraggia a sognare, no? C'era anche un passaggio, lui pesca molto dal mondo dei delusi di Cateno De Luca e in parte anche dal bacino del centro-sinistra, diciamo. E la novità, il problema è che non sarà una corsa da centometrista, qua ci vuole un bravo maratoneta da qui al 2027, non lo so se Ismaela è il passo del maratoneta. Allora, Nuccio Di Paola ha parlato poco, hai sentito? No, aspetta, Nuccio Di Paola, un attimo, fermo lì, perché dobbiamo raccontare anche cosa è successo questa settimana, no? Carla Uteri l'abbiamo avuto qua, abbiamo dato per scontato, noi che ci raccontiamo sempre le cose della politica, no, è giusto, noi che ci raccontiamo le cose della politica come se stessimo raccontandoci quello che è successo ieri, che abbiamo mangiato ieri, in realtà dobbiamo spiegarlo anche ai telespettatori che cosa succede in questo mondo di palazzo. Carla Uteri, dopo insomma, la rottura con Fratelli d'Italia, passaggio al gruppo misto, prima sospeso, poi fuori dal partito con Fratelli d'Italia, del partito nel quale è stato eletto deputato regionale, ha scelto di aderire al gruppo della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Corretto, no? Correttissimo. È stato presentato in pompa magna con gli assessori della Democrazia Cristiana, con lo stesso Totò Cuffaro. Sentiamo un pezzettino di quello che ha detto Totò Cuffaro alla presentazione. Abbiamo sempre condiviso e ringraziamo per questo il Presidente della Regione, che ha avuto un principio che ha rispettato e portato avanti, che quello che è successo nella rappresentanza di governo apparteneva al risultato elettorale. Noi oggi siamo ulteriormente cresciuti, abbiamo 2 deputati in più, ma per noi rimane il principio che il Presidente della Regione giustamente ha fatto valere dei risultati elettorali. Non abbiamo interesse e riteniamo che sarebbe sbagliato chiedere ulteriori assessorati, quelli che abbiamo, dei quali siamo soddisfatti per il lavoro che fanno i nostri assessori, stiamo portando avanti, però diventa un'ulteriore presenza di un deputato nella Democrazia Cristiana che ho il piacere di ricordare a me stesso che è il partito che è sempre presente in aula. Vi invito a guardare i voti dei deputati durante tutta la votazione. La Democrazia Cristiana era presente con 6 deputati, adesso sarà presente con 7 deputati. Questo vuol dire un ulteriore apporto importante in aula a sostegno del Presidente della Regione e del governo di questa Sicilia. Allora, Uteri, bella presentazione, diciamo, no? È una presentazione perché dopo 8 mesi di silenzio, dopo la mia azione di grande responsabilità nei confronti del partito, che ringrazio e che ho ringraziato prima di
dare la lettera di definitiva azione di collaborazione. Io ho ringraziato il Presidente Meloni, ho ringraziato l'onorevole Messina, che ritengo siano gli unici due che io debba ringraziare per sono aver gli unici che guidato. l'hanno in qualche modo, Meloni non lo so, Messina l'ha difesa fino alla fine. Ma non solo il discorso della difesa, per l'opportunità che mi hanno dato di candidarmi alle elezioni del 2022, mi sono autosospeso e sono stato in silenzio per tanti mesi, perché nel rispetto di tutto quello che stava accadendo e nel rispetto delle cose che bisognava chiarire e che nelle sedi opportune si devono chiarire. Dopo 8 mesi sono stato al gruppo misto, ho ritenuto che non c'erano più le condizioni per continuare il percorso in Fratelli d'Italia, e ho scelto un partito che, è inutile raccontare la storia della Democrazia Cristiana, è un partito che era ben solido nella nostra regione, maggiormente solido nella mia provincia, perché nella mia provincia, che è la provincia di Siracusa, la Democrazia Cristiana negli anni 90 è stato il primo partito che ha avuto ruoli importanti nello scacchiere della politica siciliana. Vorrei ricordare che si presenta alla regione, Santi di Cita, l'onorevole Foti, voglio dire personalità importanti, cioè tutti quanti siamo cresciuti nella mia provincia, ma anche a Catania, con un partito così importante radicato sul territorio. Trovavo che quella era la strada corretta da intraprendere, e l'abbiamo intrapresa. Poi con il Presidente Cuffaro c'è un rapporto di leale collaborazione, di chiarezza soprattutto, ma la prima cosa è quella che poi cambia il percorso di ognuno di noi, è la serenità soprattutto personale, che ti dà la giusta carica per continuare il mandato fino al 2027. Poi nel 2027 ci scommetteremo nuovamente e capiremo cosa accadrà. Ovviamente lei, ma era messo nel conto, ha ricevuto poi gli attacchi dello stesso deputato che lo aveva attaccato, diciamo, precedentemente, diciamo, con tutti gli onori del caso, come sempre accade. Cuffaro l'ha difesa anche in questo caso, dice il nostro è un partito aperto a tutti, tranne che a un'unica persona, ha detto, che è appunto il deputato, perché non rincara lo spirito la scelta politica secondo me è lungimirante, perché la DC è probabilmente in provincia di Siracusa è l'unico contenitore dove Auteri può continuare a crescere, a avere prospettive per il 2027, perché poi anche questo è l'obiettivo di chi fa politica. Noi abbiamo avuto, diciamo, qualche questione in sospeso, ma sempre nella lealtà e nel rispetto reciproco. Io gli devo oggi anche una considerazione. No. Fratelli d'Italia con lui non si è comportata come nei confronti di altre persone che hanno avuto, diciamo, dei trattamenti un po' più morbidi, altri esponenti di Fratelli d'Italia che si erano macchiati o si sarebbero macchiati di altri peccati non proprio veniali. Facciamo qualche riferimento. Il deputato di Agrigento che fintamente è stato cacciato dal partito, continuava a fare politica, Pisano ha continuato a fare politica in nome e per conto di Fratelli d'Italia, è stato accolto, riabbracciato alla convention nazionale di Fratelli d'Italia. Per restare alla sua provincia c'è qualche elemento di dubbio rispetto alle condotte di Luca Cannata, che invece è più che mai in sella con il favore dell'Onda dentro il suo partito. Lui, diciamo, è diventato il capo espiatorio di un sistema che poi noi stessi, che avevamo tirato fuori molte anomalie rispetto a quei contributi dell'ARS, abbiamo definito un sistema che non era più il sistema Auteri, ma che era un sistema che con 200 prove alla mano era un sistema che coinvolgeva trasversalmente tutta l'ARS, in cui ogni deputato disponeva di un budget. Poi l'utilizzo di questo budget può essere più o meno trasparente, più o meno corretto, però lui è diventato il bruttonatroccolo, il capo espiatorio, e magari il partito avrebbe potuto utilizzare gli stessi canoni di trattamento che ha usato per lo stesso peso, lo stesso bilancino si dice in questo caso. Allora ricordo ovviamente all'onorevole Cannata e all'onorevole Pisano che se vogliono possono rispondere e possono contattarci per dire anche la loro. Auteri, chiudiamo, diciamo, questo argomento, questa pagina che la riguarda, dicendo, diciamo, è chiaro che l'impatto mediatico della sua storia è stato violentissimo, se non altro perché, insomma, è finita su tutte le televisioni nazionali, aperture di tutti i quotidiani, come se fosse per 4 settimane.
consecutive. Vuole togliersi qualche sassolino, vuole dire qualcosa, insomma. Ma io la prima cosa che ho fatto, che era quella che dovevo fare, siccome c'è stata un'esposizione mediatica violenta, la prima cosa che dovevo fare era quello di avere rispetto nei confronti della magistratura, che è la magistratura che ascolta, che legge un'azione così importante, mediatica, dove mi descrivono come il delinquente del Parlamento siciliano. La prima cosa che ho fatto assieme al mio avvocato è depositare una importante memoria alla Procura di Siracusa, dove io, senza nessun tipo di problema, senza nessun tipo di azione di nascondere qualcosa, ho depositato tutti gli atti, che non solo gli atti svolti in Parlamento, ma anche tutti quelli che erano i rapporti con questi presunti amici o familiari che potevano aver avuto benefici da parte mia. Io, siccome tutto quello che ho fatto in 2 anni l'ho fatto nella massima azione di trasparenza e di correttezza e di quello che permette la legge, la prima cosa che ho fatto è quello di depositare gli atti, la seconda cosa è quello di querelare ovviamente chi mi ha infangato, perché non si può fare comunicazione facendo un programma nazionale dove tu prendi un foglio di carta e scrivi 700.000 euro, ridai 700.000, ritorna 700.000 euro, restituisci 700.000 euro nelle casse della regione perché tu li hai dati a tua madre, e una televisione come la 7 non può fare la somma di contributi del 2018 al 2024, quando io non ero manco parlamentare, ma bensì dal fatto che io sia parlamentare, quelli sono contributi che hanno un'azione di meritocrazia, perché fanno parte il 95% di quei contributi del FURS. Insomma, si è sentito un po' messo in mezzo. Ma c'è un'azione, come diceva, io ringrazio il dottore Barresi per le parole che ha speso oggi, perché un'eccessiva esposizione, perché non sono stato difeso, come altrettanto il mio collega Cannata è stato altrettanto difeso quando è uscita l'azione delle collette, che l'onorevole Donzelli molto serenamente, che se per lui è una cosa normale, per me non è una cosa normale, io li facevo anche a Firenze, siccome ci sono delle dichiarazioni fatte da persone che hanno ricoperto ruoli di consigliere comunale, di presidente, e che anche nel codice etico del mio ex partito sono delle cose che vanno disciplinate con un criterio corretto. Per quanto riguarda il mio collega c'è stata un'azione di difesa, per quanto riguarda il sottoscritto non c'è stata. Di Paola, ha qualcosa da dire a Auteri, insomma, anche alla luce, diciamo, a distanza di tutto quello che è successo? No, ad Auteri, al collega Auteri, ovviamente faccio un in bocca al lupo rispetto al nuovo percorso che sta iniziando, dopodiché è chiaro che Fratelli d'Italia butta fuori a Carlo Auteri, perché Fratelli d'Italia si basa anche su un voto d'opinione, e quindi a un certo punto si è sentita lesa da quella diatriba, da quelle cose che sono uscite durante quel periodo, dove secondo me Carlo Auteri nei confronti anche del collega Lavardera ha sbagliato. So che comunque lui stesso ha chiesto scusa su alcuni atteggiamenti, però Fratelli d'Italia butta fuori Carlo Auteri. No, non mi butta fuori, me ne vado io. Auteri se ne va, dice, specifica Auteri, dice io me ne vado io, non mi butta fuori. Me ne vado io, non mi butta fuori, me ne vado io dopo una lunga riflessione dove non c'era una chiara posizione, decido di andarmene e dico basta, stacchiamo la spina, ma non mi butta nessuno fuori, me ne vado io, questo è da sottolineare. Sì Carlo, ovviamente ti aveva messo un po' in sospeso, la scelta ovvio che è tua, poi vai in una forza politica, in un contenitore che non ha voto d'opinione, cioè vai in un contenitore, lo sappiamo benissimo tutti, che insomma raccoglie un po' tutti, ma non ha un voto d'opinione, c'è un contenitore che si basa solo ed esclusivamente su quello che si diceva poco fa, che è il voto strutturato dei singoli candidati. E se mi permetti di dire, Luca, rispetto al sondaggio che riguarda il presidente della regione Schifani, a me non sorprende completamente, cioè se vi ricordate nel 2022 Schifani fu candidato dal cilindro, e ricordiamoci che noi la legge elettorale che c'è in Sicilia è una legge elettorale col trascinamento, nel senso che il siciliano, se va a votare il candidato presso una lista, il candidato all'Assemblea regionale siciliana, in automatico, anche se non vota il presidente, il voto va al presidente. Di fatto Schifani non lo conosceva nessun siciliano nel 2022,
e 22 ha vinto grazie a un voto strutturato molto importante, perché è riuscito ad aggregare forze politiche e candidati che avevano un voto strutturato. Però anche allora importante. Schifani, diciamo, era una personalità, non lo conosceva nessuno come candidato perché è stata appunto una scelta all'ultimo momento, però Schifani aveva una sua popolarità, se non altro per essere stato presidente del Senato, la seconda carica questa, come siciliano, diciamo, in qualche modo. Dico che però non penso abbia trovato l'appeal nei confronti dei siciliani per questo. In più aggiungo che in questi 3 anni, sulle catastrofi che stanno accadendo sulla sanità, e noi scenderemo in piazza il 15 giugno a Palermo con tutte le forze alternative che vogliono lanciare un messaggio. C'è anche Conte all'interno del palco della piazza di Palermo, ci sarà pure il presidente Conte. Ovvio che Schifani, tra sanità, infrastrutture, perché parlano del ponte sullo Stretto, ma nel frattempo per andare da Catania o da altri comuni della Sicilia orientale verso Palermo ci sono file interminabili, e se ne è accorto solamente l'altro ieri, forse se ne è accorto l'altro ieri perché magari non ha preso l'auto blu il presidente Schifani, e ha capito che ci vuole un'ora di fila interminabile per raggiungere Palermo. Quindi infrastrutture, sanità, incendi, siccità. In questo momento la Sicilia è in ginocchio, e lui ad oggi sta facendo solo ed esclusivamente comunicazione, ricordiamocelo, sul discorso degli inceneritori. È sempre contento che il progetto sugli inceneritori va avanti. Nel frattempo la Sicilia è nel disastro più assoluto, e lui è contento perché il progetto sugli inceneritori va avanti. Dico, è un presidente che è staccato dalla realtà, al di là della comunicazione, però di Paola, dico, al di là del... sempre sui giornali, attenzione, Schifani è sempre presente sui giornali, lo vedo continuamente comunicare, ma questa comunicazione oramai non funziona più. Beh, in effetti però devo dire, Mario, c'è una questione di emergenze, ci sono una serie di emergenze, prego, c'è una serie di emergenze, però non sono così più dettagliate rinviabili, dettagliate così significa veramente il disastro più totale, la negatività più totale. Però Uteri, diciamo, cioè, non è che anche l'effetto la sanità è quello che l'abbiamo raccontato. Ma sulla sanità sì, però parliamo delle autostrade. Abbiamo visto le autostrade, il caos sulla 19 è veramente un terzo mondo, oggettivamente. Il Presidente ha convocato l'ANAS, insomma ha cercato di accelerare per quanto nei suoi poteri. Poi bisogna poi avere il rapporto veramente con ANAS, bisogna avere contezza di che cosa sia ANAS, di come gestisce ANAS determinate azioni che poi mette in campo. I lavori nelle autostrade nostre siciliane vanno fatti, perché mi pare che sotto gli occhi di tutti che ci vogliono degli interventi. Poi l'organizzazione di come devono farsi gli interventi, non penso che sia responsabilità del Presidente della Regione. Non si può neanche immaginare il Presidente della Regione può pensare di parlare con il responsabile della Sicilia orientale, occidentale, dell'ANAS per aprire il cantiere. Ne prende atto quando poi le cose non sono gestite, ma sempre c'è qualcuno che dovrebbe avere la responsabilità. Nel momento che ne ha preso atto, mi pare che le conseguenze sono state chiare. Però c'è una narrazione. Ma quel qualcuno viene sempre nominato da Schifani. Esatto, i subcommissari sono stati nominati da Schifani. C'è una narrazione in sulla cui... sanità, chi li nomina, gli assessori, i dirigenti ASP, li nomina Schifani. Di che stiamo parlando? Cioè il disastro è sotto gli occhi di tutti. Cioè, se oggi non c'è una rete ospedaliera dopo 3 anni, cioè avete rivalutato, state facendo rivalutare il lavoro di Razza Musumeci, ed è tutto un dire. Cioè, la rete ospedaliera non esiste. Al netto dei toni catastrofisti, ma è giusto dal suo punto di vista di Nuccio Di Paolo, io volevo fare un ragionamento sulla filiera delle responsabilità. Esatto. Cioè, in altri paesi se ci sono delle responsabilità vanno a monte. In questi 2 anni, quando Schifani ha avuto dei problemi, c'è stato sempre un subcommissario, un assessore, un dirigente, un manager a cui addossare la cosiddetta, c'è un delizioso fondo di Emanuele Lauria l'altro giorno su Repubblica, sul quale indirizzare la cosiddetta ira di Schifani. Adesso dovrebbe chiudere la parentesi dell'ira. Certo, sarebbe bello, pensavo Luca, avere un subcommissario al matrimonio da far dimettere al momento giusto. Tutti vorremmo qualcuno a cui addossare le responsabilità, però
e i segnali che arrivano dai sondaggi sono delle spie, non sono la però Bibbia, si possono ignorare, però adesso è il momento dell'assunzione della responsabilità. Guarda chi c'è collegata, una che è sempre sul pezzissimo. Sul pezzissimo, la nostra Francesca Briganti. Mi inquieta Barbagallo frizzato. Guarda là, le partite IVA, la bandiera della Sicilia. Briganti deve abbassare un po' il volume però, perché sennò ci sente troppo forte. Sì. E rientra. Francesca Briganti. Allora, Francesca Briganti l'altro giorno mi ha chiamato e mi ha detto: senti, qua c'è un problema, dopo che abbiamo raccontato tutto quello che raccontiamo ogni giorno sulla sicurezza, sulle aggressioni, sulle violenze, diciamo, quindi questa mancanza di sicurezza diffusa, mi ha detto, dice, ma lei lo sa che c'è un responsabile per tutto e c'è uno che, diciamo, in questo momento potrebbe dare delle risposte a tutti i siciliani. Ferma lì Briganti che adesso ci dice chi è, andiamo in pubblicità. Rientriamo in diretta nell'ultima parte della nostra trasmissione. Allora, saluto Mario Barresi, Carlo Auteri, deputato regionale della DC, Nuccio Di Paola, coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia, deputato regionale, ma prima avevo salutato anche Francesca Briganti, rappresentante delle partite IVA siciliane. Allora, dicevo, Francesca Briganti mi ha chiamato, diciamo, in temi di sicurezza, che è un altro dei grandi temi che sta affrontando la Sicilia, ovunque, da est a ovest, perché la violenza di Catania fa il paio con le violenze che accadono a Palermo, ad Agrigento, a Messina. Ogni giorno ne raccontiamo qualcuna, cioè, e a volte anche contemporaneamente. Briganti, allora, lei mi ha chiamato e ha detto, c'è un responsabile, diciamo, di tutto che potrebbe prendere in mano, diciamo, la questione sicurezza. Un subcommissario, lo so. No, non è un subcommissario. Briganti, si spieghi. No, non ne vuole. buonasera a tutti, grazie. No, subcommissari non ne vogliamo. Anche perché abbiamo il presidente della regione a statuto speciale, quindi non abbiamo bisogno di altri subcommissari. Niente, come le avevo anticipato per telefono, ritengo, visto l'ultimo grave e delittuoso che purtroppo ahimè è accaduto ai danni di questo ragazzo, di questo padre di famiglia, e ritengo che oggi ci vuole un'assunzione di responsabilità sia da parte del sindaco di Catania, ma anche di tutti i sindaci, per tutelare, non solo, io qui parlo a nome delle partite IVA, ma io sono una cittadina, quindi devono tutelare tutti, e quindi io ritengo che chi deve assumere la responsabilità della tutela e dell'ordine pubblico è il presidente della regione siciliana a statuto speciale. Scusi, non è che lo ritiene lei, però, come ipotesi. No, non lo ritengo io, è la legge. È la legge. È la legge, è l'articolo 31 dello statuto. Facciamolo vedere l'articolo 31, che non l'abbiamo tirato fuori, l'articolo 31. Eccola qua, l'articolo 31. L'articolo 31 dello Statuto della Regione Siciliana è pienamente in vigore, sebbene le funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico non possono essere esercitate dal Presidente della Regione Sicilia attraverso organi o uffici regionali, ma solo a mezzo della Polizia di Stato. Questa è una sentenza della Corte Costituzionale Musumeci provò del 2001. A scardinare questo sistema durante il Covid. Voleva utilizzare il corpo forestale come ulteriore elemento per mantenere le regole del lockdown, ma da Roma arrivò lo stop. Sì. Non è proprio così, dottore Barresi, non è proprio così. Nel marzo del 2020 il presidente Musumeci si scrive lo schema di norme di attuazione dell'articolo 31. Lo metto a favore della Camera e dei nostri telespettatori. Con questo lui ha preso questi poteri di controllo del territorio, c'era l'emergenza, d'accordo, ok. Però in quel momento serviva per la parte sanitaria, d'accordo, ma oggi c'è un'altra emergenza, che è quella dell'ordine pubblico e della sicurezza delle città e dei cittadini. Quindi in questo momento, più che fare un comitato insieme al prefetto, nulla contro il prefetto di Catania e neanche contro il sindaco di Catania, ma in questo momento chi deve prendere il controllo della situazione è il presidente Schifani a mezzo dell'articolo 31. E che deve fare secondo la legge? Diciamo, cosa potrebbe fare?
Beh, se nel 2020 non ci facevano uscire il naso fuori dalla porta, è chiaro che questa cosa può essere ripetuta, ma non per limitare le nostre libertà, ma per garantire la nostra sicurezza nelle città. Ma che cosa, per se mezzo non ci della- sono, non c'è polizia, cioè non ci sono uomini in giro della forza dell'ordine. Non per contraddire, ma veramente in quel caso poi il governo nazionale chiarì che non avendo del personale a disposizione ed essendo chiaro che un presidente della regione non può coordinare delle forze di polizia che sono statali, Musumeci aveva il potere teorico ma non i mezzi effettivi per esercitare questo potere, e lì ci siamo fermati. Se poi stanotte è successo qualcosa che non so, loro fanno una loro battaglia su questo, no? È un potere sulla carta che non può essere esercitato perché non ci sono, perché Schifani non può dare indicazioni ai questori rispetto a un ordine pubblico che invece è evidentemente governato e disciplinato dal Viminale. Perché non è così? Briga, perché dice che non è così? No, A meno che non è cambiato perché qualcosa se- stanotte e perché non lo quel- sapeva. No, dottore Barresi, non è cambiato nulla stanotte, perché lei ben si ricorda i momenti tragici del 2020, quando Certo. veramente non potevi uscire fuori il naso dalla porta. Quindi se è vero che in quel momento, con i poteri di ordinanza che ne scrisse una miriade il presidente Musumeci, è chiaro che nel momento in cui c'è un'altra emergenza che riguarda l'ordine pubblico, qui non si può più discutere, in quell'epoca si poteva fare e ora no, non esiste. Quindi se c'è un potere statutario che tra l'altro non necessita neanche più della vecchia questione dei decreti attuativi, perché già c'è lo schema di decreto di attuazione fatto nel 2020, è una questione politica, e cioè che il Presidente deve prendere atto di una situazione così grave per i cittadini, soprattutto a carico delle donne perché siamo più esposte, e deve mettere in mano all'articolo 31 dello Statuto. Non ci sono limiti, non ci sono limiti, non ci sono ostacoli. È una volontà politica di tenere le città siciliane in ordine, con l'ordine pubblico, e soprattutto di non dover non dormire le imprese la notte perché hanno paura di trovarsi le saracinesche spaccate la mattina seguente. Questa è una cosa molto il importante. tema è ovviamente ampissimo, però diciamo ci È aiuta, un ci tema- aiuta è un di tema riflessione, interessante. secondo me è un tema interessante, perché è un tema di riflessione, perché noi abbiamo, dice Cioè, Briganti, dico, è un approccio che non è un approccio di pancia, Esatto. è un approccio diciamo sull'onda delle emozioni di quando succedono le cose, ma è un tema che si dovrebbe approfondire. anche perché lei dice abbiamo gli strumenti in mano, se li usassimo diciamo correttamente. Tra l'altro, dottore Cilipetti, posso raccontare anche l'aneddoto che le ho Prego, avevo vada. raccontato al telefono. Dica. Nell'agosto del 2020, quando per ragioni di salute pubblica Musumeci voleva sgomberare l'hotspot di Lampedusa, scrisse l'ordinanza appunto di agosto, credo che fosse la 33, che poi gli venne rigettata dal TAR Palermo. perché esatto, ovviamente quello che ha fatta detto sulla Mario base Barresi poco fa. della sanità. Sta venendo il mio discorso, non aveva- può fare quello che vuole in questo momento, perché ci sono dei precedenti. Sulla Dico sanità, teoricamente, sulla sanità. sì, ma quella Il principio era vale. ordine pubblico, era ordinanza. No, lui l'ha fatta sulla base della sanità, Vabbè, dai. quella ordinanza Allora, il che tema è- rigettò perché fu fatta su... Prego, conclude Sì. e poi... No, gli venne rigettata perché era sulla base della sanità. Mi vuole dire come va a rigettare l'articolo 31 per l'ordine pubblico? Scusa, si vuole violare la legge? Fatemi capire. No. È un approccio, insomma, anche questo diciamo, che fa riflettere. Allora, grazie a Se Francesco ci stanno, Briganti. se è ci stanno l'approccio. ascoltando e guardando da Palazzo d'Orlean, può essere anche una strada. No, lei non deve, anche Ma se non io ci ho guarda, chiesto questo lei spazio- manda sempre un sacco di cose, quindi cioè, diciamo documenti, Ma io ho chiesto questo atti spazio- firmati e protocollati, quindi insomma cerca... Briganti, E dica. studia, perché dalle cose che manda si vede che studia. Sì, come no, studia con tutte le partite IVA. Sì, dico questo, io la ringrazio oggi per avermi dato questo spazio, perché da questa trasmissione è partito oggi un grande messaggio, un grande appello da parte di tutte le imprese siciliane
perché sono davvero angosciati, perché la notte veramente non dormono per paura di trovare spaccata la saracinesca, e sono guai, perché sono costi che non possono sopportare, anche vedendo tutto quello che sta succedendo. L'economia, lei lo sa come gira malissimo, quindi questo è un appello al presidente Schifani di prendere atto di quelli che sono i poteri. Grazie Francesca Briganti. Euteri, allora concludiamo. Grazie a lei. Allora, concludiamo insomma questa puntata di oggi, come sempre, diciamo, piena di spunti, di argomenti, insomma, no? Questo è un tema, no? La sicurezza, è chiaro che è uno dei temi. Il tema è anche che fine ha fatto Barbagallo, no, il tema è sono preoccupato dall'immagine che vedo. E secondo me non lo trovano frequenza. più, si è messo la keffia per la manifestazione di pro Gaza. Di Paola, ricerchiamo Barbagallo perché ti viene a mancare l'alleato. Tra l'altro è anche importante. Eccolo qua, abbiamo la foto frizzata di Barbagallo più di uno che sembra Morrissey alleato. Esatto. Ma hai trovato il candidato della coalizione, mi pare di capire, in queste ore. Ce l'abbiamo, chiamate, vediamo se... Vabbè, siamo arrivati dal sondaggio SVG, almeno il referente SVG oggi in trasmissione ha detto che uno dei dati importanti che è uscito è il discorso della coalizione Alternativa Schifani che se unita riesce a battere il centrodestra, e questo secondo me è il dato più importante del sondaggio. Se il centrosinistra candida la Vardera, il centrodestra schiera Euteri, e sarà una partita bellissima. Senza esclusione di colpi, direi. Senza esclusione di colpi. All'ultimo sangue. No, secondo me invece in quei nomi mancava il vero vostro candidato. Poi ne parliamo. Chi è? Chi è? Ma di candidati, dico, in questo momento secondo me in questi 2 anni è prematuro, di unire il fronte. Se il fronte è unito e competitivo, allora si possono avere delle possibilità, e lo dice anche il sondaggio. Poi secondo me il candidato a presidente è sempre la persona che riesce in qualche modo ad aggregare o a... Perché in Sicilia? Perché in Sicilia? Me lo chiedevo dopo che sono usciti i risultati delle amministrative. Non si riesce mai a trovare quell'alchimia magica che per esempio c'è stata a Genova con Salis. Ci si chiude nelle stanze, si è fatto l'esperimento delle primarie, però poi alla fine in Sardegna non scatta quell'incantesimo. Dimentichi che il 15 giugno a Palermo saremo insieme in piazza, sarà la prima piazza del fronte alternativo a Schifani. Sarà un bel colpo d'occhio vedere che tutte le forze politiche alternative a Schifani scendono in piazza. Questo secondo me è già un messaggio molto forte, anche perché si scende in piazza non per una campagna elettorale, ma si scende in piazza per un tema importante come la sanità, 2 anni e mezzo prima da qualunque scadenza elettorale. Secondo me la piazza del 15 aprile sarà un primo passo, e vedremo poi i siciliani come reagiranno. Noi ne parleremo però la settimana successiva, cioè noi ne parleremo poi il 21 di Paola, perché il 14 parleremo dell'Università di Catania, un'altra lezione importante che come dire, investe l'interesse di almeno mezza Sicilia, tra studenti, docenti, interessi di ogni parte. Parleremo anche di queste elezioni e lo faremo sabato prossimo qui al Punto. Allora io ringrazio Francesca Briganti delle partite IVA, che non so se è ancora collegata, l'avete ancora collegata. Arrivederci Francesca, buon pomeriggio, buon fine settimana. Grazie a Nuccio Di Paola. Buonasera a tutti, grazie. Del Movimento 5 Stelle, grazie a Carla Euteri della Democrazia Cristiana. Com'è? Democrazia Cristiana Nuova Democrazia Cristiana. È così, ormai Democrazia Cristiana basta. Per eccellenza, anche perché le altre mi sembra che sono molto, molto inesistenti. Diciamo di sì. E poi grazie a Mario Barresi per essere stato con noi. Grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito anche questo fine settimana. Buon fine settimana a tutti.